Essere. Consiglio regionale vota sì all'introduzione della fiducia come in Parlamento, ma è già bagarre. Articolo 1 accusa, questa è la monarchia di Luca Zaia, la Lega replica, c'è in 7 regioni a guida PD. Uccisi dal falso zafferano che avevano raccolto sui pendii di Folgaria, una coppia di 70enni veneziani muore dopo giorni di sofferenze per un risotto avvelenato. Svolta nelle indagini sulla tragedia alla Solfatara, c'è un indagato per omicidio colposo plurimo della famiglia meolese morta nel cratere, sarebbe il gestore del sito naturale. I gestori della ricevitoria andavano addirittura a prenderla nella casa di riposo per consentirle di giocare d'azzardo. Anziana trevigiana sperpera 200.000 euro. Il matrimonio da favola nell'hotel extra lusso a Venezia finisce in rissa. Un bulgaro e 2 russi ubriachi si pestano. Non sono bastati un barman e 2 bodyguard a fermarli. Al via da oggi 29 giorni di mobilitazione già in calendario da qui a maggio che coinvolgeranno 3.500 medici di base e 900 pediatri presenti in Veneto. Parte il 26 settembre da Venezia la crociera del Desiderio dedicata agli scambisti e non solo, posto per 690 persone, cifre da capogiro da 3.000 fino a 11.000 dollari. Buonasera, ben ritrovati in diretta con l'informazione di Antena 3, questo è il telegiornale del Veneto. Allora cominciamo con il Consiglio regionale che avete sentito ha approvato in prima lettura, ce ne sarà un'altra fra 2 mesi, l'introduzione della questione di fiducia e quindi l'opposizione ora annuncia battaglia. Già ieri è stata una seduta movimentata, così come anche oggi, ma per la prossima, appunto fra 2 mesi, dicevamo, sarà guerra. Ci sono moltissime regioni amministrate dal PD che hanno inserito all'interno del proprio statuto la questione di fiducia, noi ovviamente l'avevamo inserito nel nostro programma elettorale e ieri ovviamente abbiamo approvato questo importante provvedimento in prima lettura e fra 2 mesi inizieremo la seconda lettura. Dopo un lungo e acceso confronto, le minoranze in Consiglio regionale hanno ritirato i loro emendamenti alla proposta di introdurre la fiducia nello Statuto del Veneto e hanno deciso di non partecipare al voto, che si è chiuso quindi con 26 favorevoli e 3 astenuti. Per rendere definitivo il provvedimento occorrerà però approvarlo nuovamente in seconda lettura, dove l'opposizione promette di dar battaglia. In questa maniera si possono cambiare, non solo si può intervenire sul bilancio, sulle leggi in corso senza rispettare gli iter, ma solo per vincolare la propria maggioranza rispetto ai propri obiettivi di parte, si imbavaglia il Consiglio regionale. È inutile perché Zaia attualmente ha già il potere di sciogliere il Consiglio regionale dando le sue dimissioni, quindi non gli serve neanche politicamente, perché io dico, se è riuscito a introdurre l'aumento dell'IRPEF quando c'era da aumentare per i soldi della Pedemontana senza la fiducia, cosa gli serve? Le monarchie assolute non sono mai piaciute nella regione Veneto, i dogi che hanno tentato di trasformare la Repubblica serenissima in monarchia sono finiti molto male. Io credo che sia un atto di arroganza e superbia di un Presidente del Consiglio regionale che sono 190 giorni che non vediamo. Chi oggi parla di monarchia assoluta, ribattono dalla maggioranza, quando sedeva in Parlamento ha votato molte volte la fiducia al governo. Si tratta di uno strumento tutt'altro che inutile, come fatti anche recenti hanno dimostrato. Un provvedimento che noi riteniamo fondamentale per poter governare bene questa regione, ma soprattutto per evitare il continuo ostruzionismo da parte delle opposizioni che, ricordo, l'anno scorso col progetto di legge sulla sanità ci hanno tenuti incollati in aula per oltre 6 mesi con ovviamente un ingente spreco di risorse e di denaro pubblico. E sempre in Consiglio regionale parte l'ultima battaglia della Lega Nord, che riscopre il fervore delle origini e lancia la rivolta nei confronti dello Stato dopo il blocco della Cassa del Carroccio. In un Parlamento che ritiene la Lega debba sparire, i nostri eletti questa settimana non parteciperanno ai lavori, ma visiteranno le zone terremotate. Con queste parole Matteo Salvini lancia la rivolta della Lega contro il sequestro di 48 milioni di euro dalle casse del partito, deciso dal Tribunale di Genova in seguito alla sentenza di condanna dell'ex segretario Umberto Bossi e dell'ex tesoriere Francesco Belsito. È una situazione molto grave per la Lega, molto grave anche per la democrazia, io credo, perché la sentenza di condanna parla di 400.000 euro distratti dalla Lega a danno della Lega alla Lega vogliono confiscare 48 milioni di euro. Io non riesco a capire come sia
possibile. È una cosa veramente abnorme, il sequestro totale dei soldi, che non sono i soldi, ripeto, della vecchia gestione, ma sono i soldi di militanti, coloro che fanno i versamenti, che versano volontariamente, che fanno le nostre feste, che fanno parte, diciamo, di tutta l'organizzazione del partito, e questa è una cosa sinceramente inaccettabile, che non è mai successa neanche lontanamente a nessun partito politico. È un attacco chiaramente politico. Non è certamente un caso, sostengono all'unisono i leghisti, che un simile provvedimento senza precedenti nella storia repubblicana arrivi a un mese di distanza dai referendum sull'autonomia di Veneto e Lombardia, bloccando le risorse che sarebbero servite a promuoverli. A pensare male si fa peccato, molte volte ci si azzecca. Che questo referendum non fosse proprio molto amato da Roma lo sapevamo, ma che fosse così osteggiato non ce lo aspettavamo. Ma se credono di far star zitto un partito togliendogli i soldi, concludono i padani, hanno fatto male i loro conti. Questa triste vicenda ha dimostrato una volta di più l'assoluta necessità dell'autonomia. Ci saranno, speriamo, le code fuori dai seggi, perché il Veneto deve dire anche basta con queste forme, diciamo, di sopruso che vengono da parte di Roma. Marco Zordan e Domenico Ispirato, un vicentino e un veronese, sono i due veneti che sfidano tra gli altri Luigi Di Maio per la carica di Premier dei 5 Stelle. In questi anni ho sempre aiutato i gruppi nascenti, ho spronato le persone a partecipare attivamente alla vita politica. Oggi mi è stata data la possibilità di poter dare un contributo a far crescere il movimento, e quindi, ritenendo importante la partecipazione, mi sono candidato. Si chiama Marco Zordan, ex assessore all'informatica e personale del comune di Sarego nel Vicentino, dove i grillini vinsero nel 2012. 43 anni di Arzignano, uno dei veneti, l'altro è il veronese Domenico Ispirato, candidati alla premiership dei 5 Stelle nella sfida al big Luigi Di Maio. Io e Di Maio io e Luigi abbiamo esperienze differenti. Lui ha avuto la possibilità di vivere in questi 5 anni nei palazzi romani, però sfortunatamente, non avendo vinto 5 anni fa, ha dovuto viverli come minoranza. Io invece ho un'esperienza differente, in quanto ho affrontato problemi direttamente, dovendo risolvere. Napoletano, trasferito a Verona invece il 54enne Domenico Ispirato, geometra e già candidato 5 Stelle per le amministrative di Verona, eletto capogruppo in circoscrizione, è stato costretto a cambiare lavoro per incompatibilità e così ha seguito la passione di cuoco grazie a un diploma alberghiero. Entro domenica forse il responso. A sfidare Di Maio sono 7 candidati in tutta Italia. Partecipazione è la parola chiave di Zordan, in un paese dove il 40% si astiene dal voto alle elezioni perché manca fiducia, e questo è un problema enorme, sostiene. Abbiamo praticamente realizzato molte migliorie, quindi ho un'esperienza sul territorio che mi dà la possibilità, secondo me, di portare un contributo positivo anche a Roma. Cioè, tante cose siamo riusciti a farle a Sarego, tante cose possiamo farle anche nel resto d'Italia. Il dramma adesso nel Padovano, credevano fosse zafferano ma era un'erba letale, quella che avevano raccolto in montagna, così si erano cucinati anche un risotto. È morta dopo alcuni giorni di sofferenza una coppia di veneziani. Hanno confuso delle piante di colchicina, un'erba velenosa e letale, per zafferano. Poi hanno preparato un risotto e a distanza di giorni una coppia di Cona è morta. Si tratta di Giuseppe Agodi, ex cancelliere 70enne del giudice di pace di Cavarzere e Cona, e della moglie Lorenza Frigatti di 69 anni. I due sono morti a distanza di una decina di giorni l'uno dall'altra. Erano andati in vacanza in Folgaria, in Trentino Alto Adige, quando il 1° settembre Giuseppe si è sentito male ed è morto in pochi minuti. All'inizio si era pensato ad un infarto, ma i dubbi su cosa l'avesse ucciso sono sorti alcuni giorni dopo, quando anche la moglie, rientrata a casa, ha iniziato a sentirsi male. È stata ricoverata nell'ospedale di Piove di Sacco e i medici hanno subito notato i classici sintomi dell'avvelenamento. Insospettiti da quanto accaduto al marito, hanno dunque chiesto alla procura di Padova l'autopsia sul corpo del 70enne e l'esame ha svelato l'avvelenamento dell'uomo, che ha perso la vita a causa dell'erba letale scambiata per zafferano. Inutili le cure alla donna, morta in ospedale lunedì 18 settembre. La procura, che non ha ancora disposto l'autopsia sul suo corpo e ha inviato le carte al Tribunale di Trento, competente perché è lì che è avvenuto il primo decesso, quello del marito. La tragedia di Pozzuoli, nella quale ricorderete sono morte 3 persone, padre, madre e
figlio di 11 anni, originari di residenti a Meolo. C'è una svolta nelle indagini sulla tragedia della famiglia Carrer, un indagato per omicidio colposo plurimo. Omicidio colposo plurimo, ma stavolta nel registro degli indagati non c'è più la formula a carico di ignoti. Stavolta c'è un iscritto e nello stretto riservo in cui si sta muovendo la Procura di Napoli trapela che si tratterebbe dell'amministratore unico della società privata che gestisce la Solfatara di Pozzuoli. Quel luogo affascinante e inquietante è diventato il tragico teatro della morte di Massimiliano Carrer, della moglie Tiziana Zaramella e del piccolo Lorenzo, inghiottiti dal fango nel cratere Trappola. La svolta nell'indagine arriva a una settimana dal terribile dramma che ha colpito Pozzuoli e Meolo, ma non sembra solo molti. D'altronde è un atto dovuto, innanzitutto per consentire all'indagato di poter nominare un proprio perito di fiducia e un avvocato che dovranno prendere parte all'esame autoptico delle salme della famiglia Carrer, il cui unico superstite è il piccolo di 7 anni che 3 giorni fa è tornato con i nonni nella casa di Meolo. In questi giorni è apparso via via sempre più chiaro come l'ipotesi di una imprudenza del piccolo Lorenzo sarebbe nota come causa della tragedia, tanto più da quando ha cominciato a circolare il video dei turisti che pochi giorni prima della tragedia si aggiravano nella Solfatara allagata dalla pioggia vicino a crateri non recintati. Le indagini proseguono e mirano ad accertare la responsabilità della società. Sono state rispettate tutte le procedure di sicurezza? Domande a cui la Procura e il perito di parte della difesa proveranno a dare risposta. A Meolo intanto si attende che le autopsie siano effettuate per poter riportare a casa le salme e dare loro l'estremo commosso saluto. Tragedia questa mattina attorno alle 7 a Vigonova, nel veneziano, a un passo da Padova. Un 80enne è stato travolto e ucciso da un'auto. L'ha visto all'improvviso, quindi alla frenata brusca, fulminea, ma per l'anziano non c'è stato nulla da fare. Di Tadi, 80 anni, è morto per i gravi traumi riportati dopo essere stato falciato da un'auto mentre stava attraversando la strada in via Veneto a Vigonovo, nel veneziano. Il fatto questa mattina intorno alle 7 con l'automobilista, un 26enne del posto, che stava recandosi al lavoro e agli inquirenti ha dichiarato di non essersi accorto del pedone, ma di averlo visto quando oramai era troppo tardi. Al medico del 118 subito sul posto non è rimasto altro che dichiarare la morte dell'anziano. Al vaglio dei carabinieri se la vittima stesse attraversando sulle strisce pedonali o meno, considerato che il punto d'impatto si trovava proprio nei pressi dell'attraversamento. L'automobilista, sottoposto da prassi all'alcol test, ora è indagato per omicidio stradale. Ora questa storia ha veramente dell'incredibile, 200.000 euro bruciati in un solo anno al gioco d'azzardo, i risparmi di una pensionata ospite di una casa di riposo dell'Isra a Treviso. Per la donna i gestori della ricevitoria erano talmente bravi che andavano a prenderla direttamente nella casa di riposo per consentirle di giocare. Centinaia di migliaia di euro bruciati in pochi mesi, il caso di ludopatia in una delle strutture dell'Isra, l'istituto che gestisce le case di riposo trevigiane. Involontaria protagonista un'anziana ospite che si recava all'esterno a giocare d'azzardo e che addirittura elogiava i titolari della ricevitoria e nella sua ingenuità raccontava: sono così bravi che vengono a prendermi in macchina per giocare. È la punta di un iceberg, ho l'impressione. C'era una signora del tutto autonoma, quindi che gestiva la propria vita in autonomia come se fosse a casa propria, e nel tempo abbiamo scoperto che insomma aveva dei risparmi, circa 200.000 euro, e se li è bruciati nell'arco di un anno, insomma, quindi questo è stato per noi una visaglia importante. E altri soldi la pensionata trevigiana avrebbe perso ancora se gli operatori dell'Isra, grazie a qualche confidenza, non si fossero insospettiti, accorgendosi poi di quello che stava avvenendo. Siamo intervenuti, ahimè, un po' in ritardo, perché dovevamo rispettare comunque l'autodeterminazione e l'autonomia della persona, però è un problema, insomma, è un problema serio. Un caso emerso a margine della presentazione della settimana della prevenzione a Treviso dal 22 al 29 settembre. Comune, azienda sanitaria, ISRA e associazioni insieme per spiegare alla popolazione come invecchiare bene, e tra gli spettri principali ci sono proprio le ludopatie e la demenza. Non è un caso se proprio la prefettura di Treviso ha promosso e siglato a un tavolo la scorsa settimana un protocollo per contrastare il vizio del gioco, fenomeno devastante secondo i dati del Centro per la Famiglia, non solo per il conto in banca ma anche per i rapporti affettivi. E a proposito di soldi, mancano ancora una volta quelli per il Mose. E quest'opera sarà terminata?
Lavori del Mose fermi per mancanza di finanziamenti. È il paradosso di una delle opere pubbliche più costose della storia italiana. Completato per oltre il 90%, rischia di diventare un'incompiuta se lo Stato non metterà a disposizione ulteriori fondi. Il cammino dell'opera ha subito un inevitabile rallentamento con l'inchiesta appena conclusa sull'operato del Consorzio Venezia Nuova di Giovanni Mazzacurati. I commissari governativi hanno messo a posto i conti lievitati dal sistema di corruzione portato alla luce dalla procura veneziana, ma ora i soldi sono finiti. Le imprese non sono pagate da tempo e paventano rischi di fallimento. Nelle scorse ore il problema è stato discusso in una riunione a Roma tra il provveditore alle opere pubbliche per il Triveneto, Roberto Linetti, il Ministero delle Infrastrutture e l'Autorità Nazionale Anticorruzione. Tra le soluzioni ipotizzate, quella di una norma da inserire nella legge di stabilità che consenta al Consorzio di anticipare i pagamenti alle imprese in attesa dei nuovi finanziamenti. Sulla confusione dei conti pesano anche gli strascichi del processo, con diverse questioni finanziarie ancora in attesa di giudizio. Da oggi e fino a maggio lo sciopero a singhiozzo dei medici di base della nostra regione, il perché di questa agitazione nel servizio. I dati di oggi sono di una media di adesione allo sciopero dell'80% con punte fino quasi al 90%. Ovvero i 3.500 medici di base e 900 pediatri presenti nella nostra regione. Oggi la prima azione, la cessazione, come si annunciava, dell'invio telematico delle ricette. Tra i motivi della mobilitazione, gli oltre 1.200 posti letto tagliati negli ospedali e ancora disattesi negli ospedali di comunità del territorio. Fondamentalmente questo non è mai stato fatto. Ora ci troviamo con 40.000 persone che vengono dimesse, specie nei weekend, non c'è nessun cuscinetto di ammortizzazione e chi fa fronte a questo sforzo di lavoro sono le famiglie in primis e le categorie dei medici del territorio, quindi assistenza primaria e continuità assistenziale. Medici di base che sostengono di essere sempre più carichi inoltre di burocrazia, in mancanza delle promesse dotazioni di personale e servizi e per questo costretti, dicono, alla protesta anche con la paventata chiusura degli ambulatori. Una estrema ratio che, come ho detto un attimo fa, speriamo di non dover usufruire o arrivare a far questo, ma che comunque non creerà disagio all'utenza, perché noi come codice deontologico e come medici per prima cosa facciamo sempre il bene della cittadinanza. Con il direttore generale della ULSS Unica della Marca Trevigiana che rassicura sulla cittadinanza non ricadrà alcun disagio. Perché i medici di famiglia hanno all'interno dei loro studi dei ricettari rossi per cui nei casi di urgenza e di bisogno faranno la prescrizione e con questa prescrizione i familiari, le persone andranno in farmacia a prendersi il farmaco. È un problema di ovviamente inoltrare una serie di dati al Ministero della Salute e che questo ovviamente creerà un po' di problemi alle ULSS. La nuova epidemia di aviare scoppiata nel Padovano avrà forti conseguenze economiche per un settore che è già in difficoltà. Gli imprenditori chiedono venga indennizzato il periodo di stop forzato previsto in questi casi. Non preoccupa invece il blocco di importazioni deciso da Hong Kong nelle scorse ore. Il danno economico è stato stimato già a Padova in circa 125 milioni di euro ad oggi. Insomma, danni rilevanti che evidentemente rischiano di mettere in crisi gli allevamenti e in generale il settore. La prima preoccupazione degli addetti ai lavori era assicurare i consumatori. L'epidemia di aviaria che è tornata a colpire la provincia di Padova non comporta rischi per la salute umana. Le conseguenze invece, e pesanti, ci sono dal punto di vista economico e rischiano di mettere in ginocchio un intero settore già provato da eventi analoghi nel recente passato. Voi dovete presente che un allevamento, in questo caso dove si verifica il focolaio, deve rimanere per 60 giorni senza animali e quindi per questi allevamenti il periodo è di 60 giorni dove non possono introdurre nuovi animali. Gli altri animali vengono abbattuti? Tutto l'allevamento viene sanificato, bonificato e quindi le carcasse sono smaltite e poi si apre questa area di protezione e di sorveglianza che arriva a 10 km dal raggio dell'allevamento. Le contromisure per il focolaio di aviaria che si è sviluppato a Sant'Urbano coinvolgono circa 65 allevamenti avicoli in un raggio di 10 km. Gli abbattimenti degli animali sono indennizzati, non lo sono invece i 2 mesi di stop forzato che per diverse aziende possono rappresentare un colpo mortale. Una vicenda nella quale poi è arrivato anche il blocco dell'importazione di pollame e uova dalla provincia di Padova, annunciato dall'autorità sulla sicurezza alimentare di Hong Kong.
Ci preoccupa non dal punto di vista economico, perché in realtà le esportazioni verso quel paese non esistono. È preoccupante il fatto che ci siano paesi, come in questo caso un grande paese, la Cina, che specula su queste situazioni per fatto propagandistico. Insomma, oggi il sistema dei nostri allevamenti, e in particolare quello italiano, è il più controllato al mondo. Quindi è assolutamente sotto controllo, perché i veterinari sono nei nostri allevamenti tutti quotidianamente. La Cina è ben lungi dall'arrivare a questo tipo di sorveglianza. Il fatto che proprio la Cina, come dire, indichi l'Italia tra i paesi a rischio, al punto tale da evitare le importazioni, fa ridere. Un marocchino di 27 anni senza fissa dimora è stato arrestato dagli agenti delle volanti della questura di Verona con l'accusa di resistenza pubblico ufficiale. I poliziotti sono intervenuti per una violenta lite scoppiata tra due nordafricani nel piazzale della stazione di Porta Nuova. Arrivati sul posto, gli agenti hanno trovato 2 persone a terra con il volto coperto di sangue e sono intervenuti anche i sanitari del 118. Uno dei 2 litiganti era privo di sensi, l'altro ha cercato di colpirlo ancora con una bottiglia. A quel punto è stato caricato sulla volante e portato in questura, dove ha tentato più volte di autolesionarsi sbattendo la testa contro il muro. Invitato a calmarsi, si è scagliato contro i poliziotti e così è stato arrestato. 3 cittadini di origine russa invece si sono pestati a sangue a Venezia in un hotel extra lusso durante un matrimonio molto atteso. 3 giorni di festeggiamenti, 3 invitati denunciati per rissa. È successo a Venezia durante un matrimonio russo che si è concluso lunedì mattina con l'arrivo della polizia in un hotel. La volante lagunare è giunta sul posto alle 7:30 quando la situazione era degenerata. La rissa infatti sarebbe scattata verso le 6, probabilmente con la complicità di una buona dose di alcol. Tutto avrebbe avuto inizio nel momento in cui sono state udite forti urla all'interno del ristorante dell'hotel lussuoso, ma gli animi, anziché placarsi, avrebbero continuato ad accendersi e l'alterco si sarebbe spostato nei pressi dell'entrata principale acquea e sul pontile degli arrivi della struttura. A quel punto dalle parole si è passati alle mani, con calci, pugni e schiaffi. Non sarebbero bastati 2 addetti alla sicurezza e il barman per riuscire a dividere i 3, un 32enne bulgaro, un 26enne e un 31enne russo, tutti residenti a Mosca. Coinvolto anche il personale dell'hotel, che avrebbe cercato di riportare la calma ma senza esito. I 3 sono stati denunciati per rissa, mentre i dipendenti dell'albergo hanno raggiunto il pronto soccorso riservandosi di sporgere denuncia. Ci fermiamo per qualche istante, poi a Padova la storia di questa classe frequentata solo da bimbi stranieri. Torniamo in diretta al telegiornale del Veneto, nemmeno un bambino italiano in aula. Succede nel quartiere Arcella a Padova. Se non è un record, poco ci manca. La prima elementare della scuola Antonio Rosmini nel quartiere Arcella di Padova, i 24 alunni presenti sono tutti figli di immigrati, tra loro bambini nigeriani, pakistani, moldavi, romeni, cinesi, nessun italiano però. Una situazione mai successa alle elementari, finora era accaduta solo nelle materne, sempre all'Arcella. Questa situazione ha creato non poche polemiche nel quartiere, a partire dai genitori dei piccoli stranieri che chiedono più integrazione per i loro figli, che necessitano anche di rapportarsi con i compagni italiani. La preside, che da 2 settimane ha preso la guida della scuola, non si è detta preoccupata. Sono praticamente nati tutti in Italia. Vorrà dire che faremo di più per l'integrazione, ha detto la dirigente scolastica. Sembra comunque che la situazione anomala sia dovuta al rifiuto di molti genitori padovani a iscrivere i figli nell'istituto, che avrebbe troppi stranieri. Un esercito di lavoratori precari, invisibili ma fondamentali per i tribunali. Sono i tirocinanti della giustizia che lanciano un allarme per il loro futuro in bilico. Quello che dà più rabbia è che abbiamo a che fare col Ministero della Giustizia, che in teoria dovrebbe tutelare i diritti dei lavoratori, ma noi sono 7 anni che aspettiamo la manna dal cielo e siamo nella piena insicurezza su tutto. Senza di loro le cancellerie dei tribunali, già alle prese con carenze di organico del 30%, sarebbero al collasso. Persone come Vania, Daniele o Walter sono indispensabili, eppure invisibili.
senza certezze e non solo. Li chiamano tirocinanti della giustizia. In Veneto sono 65, 15 nella Marca, uomini e donne ultra quarantenni e ultra cinquantenni che dopo aver perso il lavoro e senza prospettive hanno accettato di collaborare con il Ministero della Giustizia per fornire assistenza nei tribunali. Una figura che esiste dal 2010, 400 euro al mese per 40-50 ore di lavoro mensili, formati per poter lavorare ma ultra precari da 7 anni. Abbiamo un contratto a tempo che più precario di così non si poteva avere, quindi è iniziato il 1° marzo e cesserà il 30 novembre. Al momento, ma come le altre volte, non sappiamo che cosa c'è dopo. Come se non bastasse, i pagamenti degli ultimi 2 mesi non sono arrivati e c'è di più. Non abbiamo alcun contributo versato, quindi non c'è previdenza, non c'è cassa malattie, non c'è nulla, anche perché non è un contratto, si firma per accettare questa forma appunto di collaborazione con il Ministero di Grazia e Giustizia. Un paradosso, ma tutto regolare perché la forma prevista è quella di una borsa di studio, una situazione di stallo ormai intollerabile. Il paradosso è che siamo praticamente insostituibili, nel senso che stante la conclamata carenza di personale, ormai lo sanno anche i sassi, del Tribunale in specie trevigiano, praticamente mancando noi viene meno anche il servizio all'utenza, che non è solo professionale, è anche di privati che vengono qua per certificati, per qualsiasi altra cosa. Proprio oggi intanto la Giunta regionale del Veneto ha annunciato uno stanziamento di fondi europei per creare una squadra di 160 persone tra i disoccupati e lavoratori in mobilità per aiutare i tribunali in futuro, ma è un progetto che dovrà essere attivato e non è detto riguardi i tirocinanti già attivi. Loro, gli invisibili, indispensabili. Non si riesce a trovare un altro lavoro perché alla nostra età non veniamo più presi e ci troviamo in questo limbo, chiamiamolo così. Sta facendo discutere in tutta Italia il caso dei voli Ryanair cancellati dalla società per garantire ai propri dipendenti di smaltire le ferie arretrate. Rotte alla mano, abbiamo visto quanto incide sugli scali veneti. Sarà perché Venezia è un piatto troppo ricco a cui rinunciare, o sarà forse il risultato dei complicati algoritmi aziendali. Fatto sta che il colpo di spugna che Ryanair ha deciso di passare sui propri voli, cancellandone oltre 2000, colpisce marginalmente il traffico sul Veneto. Da oggi fino al 31 ottobre sono in tutto 20 i voli cancellati nella nostra regione. Al Canova di Treviso cancellati i 2 voli partenza e arrivo di questo mercoledì, quello del mattino per Londra di giovedì 21 e quello per Bruxelles di venerdì 22. Collegamento per Bruxelles cancellato anche in tutti i giovedì dal 28 settembre fino alla fine di ottobre. Per Verona invece soppressi i voli su Berlino e Madrid di domenica 24 settembre. Ai viaggiatori che hanno già acquistato il biglietto sarà la compagnia stessa a mandare via mail l'avviso di cancellazione, con la scelta di cambiare volo gratuitamente oppure di richiedere rimborso totale del prezzo del biglietto. Ma proprio sulla partita dei rimborsi, avverte la Codacons, si apre un ventaglio di casi e di opzioni. Il disagio tu mi hai recato di andare, comprare, cercare un'alternativa, informarmi, sapere se il volo c'era. In passato abbiamo assistito a forfettizzazioni intorno appunto dai 500 ai 1000 euro, anche oltre. È compito dei singoli fare la richiesta alla compagnia, inviando tutta la documentazione, anche se i numeri di questa clamorosa disdetta di massa, totalmente inedita, inducono a chiedersi se non sia possibile agire collettivamente. Questa è una classica situazione di classe action, questa se Dio vuole lo sarebbe. Però probabilmente ci toccherà affrontarla attraverso un altro paese europeo, perché in Italia la class action tutti ne parlano ma difficilmente si riesce a configurarla. Infine ci sono coloro che stanno sospesi, come direbbe Dante, quei passeggeri cioè che si sono visti annullare il volo di ritorno e lo hanno scoperto quando si trovavano a metà strada, con spese di vitto e alloggio impreviste. Tutto ciò che è riconducibile all'inadempimento del contratto da parte di Ryanair è tecnicamente risarcibile. E chissà quale girone dantesco, in quale girone si troverebbero i partecipanti della crociera che parte nei prossimi giorni da Venezia. Parte il 26 settembre da Venezia la crociera del desiderio, alla faccia di chi pensa che questa tipologia di viaggio sia monotona e noiosa. Desire Cruise, una crociera hot dedicata a tutti coloro che vogliono dare un tocco piccante al loro soggiorno. Ci saranno bollenti notti a tema, sale giochi private, spazi comuni per scambi di coppia. I passeggeri però si dovranno attenere ad un preciso regolamento e, come si legge dal sito della compagnia, tra i divieti ad esempio c'è anche quello di non tentare di abbordare i
membri del personale che risultano essere off limits. Per scoprire di che cosa si tratta, se sul generis Eyed Wide Shut o diversamente, bisognerà provarla. L'idea nasce da una società messicana specializzata in intrattenimento per adulti e, facendo leva sul binomio turismo-sesso, invita i viaggiatori più focosi tra villaggi e navi a darsi alla pazza gioia. I viaggiatori saranno accolti a bordo del transatlantico in grado di ospitare 690 persone per accompagnarli a navigare attraverso l'Adriatico, raggiungendo come prima tappa Ravenna, attraccando a Porto Corsini, Dubrovnik, Zara, Koper, per poi rientrare a Venezia il 3 ottobre. Per una vacanza di 8 giorni nella cabina Club Interior si arrivano a spendere $3.183. Per la Club Ocean View con vista sull'Adriatico invece il costo è di $4.000, mentre se proprio si vuole strafare c'è addirittura la Suite Club World per $11.000 che permette di vivere una navigazione più che lussuosa, il tutto ovviamente con condimento al peperoncino. De gustibus. Bene, questa sera c'è 20:10 puntuale come sempre, parleremo della fiducia e la bagarre in regione. Ospiti Alberto Villanova, consigliere regionale della Lega Nord, e Simone Scarabelle, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle. È tutto per questa edizione, adesso spazio alle previsioni meteo per le prossime ore. Buona serata. Ben ritrovati al meteo di Antenna 3, tempo stabile sulle nostre regioni dove torna a splendere il sole. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto tempo in prevalenza stabile, anche se sono presenti nubi irregolari diffuse, possibili ancora addensamenti sulle aree orientali ma senza fenomeni degni di nota. Diamo uno sguardo alle temperature, le massime risultano essere comprese tra 17 e 22 gradi, minime tra 8 e 12 gradi circa. Andiamo ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui il tempo migliora con sole prevalente, da evidenziare soltanto una maggiore e diffusa parziale nuvolosità. Le temperature massime risultano essere in lieve aumento e saranno comprese tra 16 e 18 gradi, minime in calo tra 10 e 12 gradi circa. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige, il tempo migliora anche qui con cieli ampiamente soleggiati. Temperature massime in aumento sui 21 gradi, minime sugli 8-9 gradi circa. Il mare sarà da quasi calmo a poco mosso sulle coste e mosso al largo, i venti moderati settentrionali localmente deboli sulla laguna di Venezia. Dal nostro meteo per ora è tutto, arrivederci.